Un lungo e sentito applauso non appena è sbucato dal serpentone degli spogliatoi dell'Esseneto, ha accompagnato il tecnico Vincenzo Feola che ha diretto l'allenamento della squadra crecantina in vista della trasferta di Gioia Tauro ieri pomeriggio. I tifosi presenti sugli spalti hanno voluto incoraggiare l'allenatore che è apparso ancora scosso da quando si è verificato, ma è un Feola molto sereno quello che poi si ritrova sommerso dall'abbraccio della tifoseria in serata subito dopo la conferenza stampa del club biancazzurro al Villaggio Mosè. La cosa che mi ha dato questa scossa, questa motivazione è stata di non mollare questo gruppo e di portare avanti quel programma che mi ero prefissato. È stato un gesto vile, un gesto da codardi, prendersi con questo gesto incendiando la macchina è stata una cosa troppo brutta. Però ecco, è stata una cosa che mi ha fatto rattristare tanto. Ripeto, non ci penso più, andiamo avanti, saremo sicuramente più forti di prima, perché questo qua sarà un punto di forza, un punto che ci farà ancora di più stare uniti soprattutto come gruppo, come squadra e come società, e di arrivare dove ci siamo prefissati prima.